Oggi ci troviamo a Pazzon di Caprino Veronese, tra le dolci colline del lago di Garda e le pendici del Monte Baldo, in occasione dell'evento I percorsi del simposio. La location proposta è Villa Cariola, un'elegante dimora storica del Settecento. Tra sapori e profumi nostrani sarà possibile degustare e acquistare direttamente dai produttori le eccellenze dell'enogastronomia italiana. Ci soffermiamo ora sul Lazio, dove vedo delle specialità un po' di tutta Italia. Prego. Cerca in tutta Italia e non solo di formaggi tipici, prodotti tipici, alcuni dei quali li portiamo a stagionatura nella nostra cantina, ad esempio il pecorino bottaiolo che stagioniamo all'interno delle botti, il caciocavallo di 3 anni di stagionatura. Abbiamo tanta passione, ci dedichiamo tanto sulla ricerca del prodotto fatto come una volta. Salve a tutti, parlo del tartufo che è la nostra miniera d'oro, l'oro nero e l'oro bianco soprattutto. Il tartufo la nostra regione è ricchissima di tartufo, è la prima in Italia per quanto riguarda il bianco. Soprattutto il prodotto, quindi avendo un terreno abbastanza fertile, è anche molto corposo, molto gustoso, ricco di tante proprietà. Carlo Bignotti, io sono il titolare del pastificio e gastronomia Re del Tortellino, nonché titolare del ristorantino al Re del Tortellino. Le racconto la storia della mia azienda praticamente, che è iniziata nel 1980. Io e mia moglie ci siamo inventati di fare i famosi tortellini di Valeggio. Abbiamo iniziato noi due e poi piano piano sono venuti dipendenti e col tempo sono venuti anche 3 figli. E va avanti praticamente da 38 anni. E siamo qua ancora oggi, come vede ci hanno chiamato, ci hanno richiesto per questo convivio qua d'eccellenza e noi giustamente abbiamo partecipato e abbiamo trovato, come sempre per fortuna, del buon riscontro, perché i tortellini di Valeggio, oltre che essere buoni, sono conosciuti tantissimo e apprezzati in tutto il mondo praticamente.